governo, trattativa bloccata, rinviato l'incontro Di Maio-Zingaretti in programma stamane. Intanto ieri sera 20:10 il leghista da Re Eldem Zanoni: se nasce il governo giallorosso, dicono PD e 5 Stelle saranno alleati anche alle regionali. Era morto nella sua abitazione di Padova da una decina di giorni. La vittima, un 50enne, sono stati vicini a dare l'allarme, preoccupati per il forte odore che proveniva dall'appartamento. Colpo grosso al Golf Club di Cortina, sparito nel nulla un prestigioso orologio in oro bianco del valore di 25.000 euro riposto in un armadietto. Albanese ubriaco e drogato alla guida, fermato dalla polizia locale per un controllo. L'uomo reagisce, ferisce un agente, è accaduto a Vicenza. Furto che preoccupa, quello messo a segno in un'abitazione di Oderzo. I ladri scappano con 4 pistole custodite in un armadietto blindato, indagano i carabinieri. Paura ieri sera in centro a Padova, crolla una porzione di controsoffitto di un sottoportico, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sensazionale scoperta dei ricercatori dell'Università di Padova nella lotta a ictus e infarto, una nuova frontiera che potrebbe ridurre i rischi legati a queste patologie. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In primo piano dunque la politica, occhi puntati su Roma per l'evolversi della crisi di governo e delle trattative in corso tra PD e Movimento 5 Stelle in vista del nuovo giro di consultazioni che, lo ricordiamo, prenderanno il via oggi alle 16 al Quirinale. Che si avvia, la decisione finale lo dimostra la chiamata in tutta fretta a Roma anche dei parlamentari veneti. Ieri sera l'incontro tra i vertici del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico alla presenza del premier dimissionario Giuseppe Conte, vertice che pare non abbia avvicinato i due schieramenti. Il nodo non sarebbe più sul rinnovo della Presidenza del Consiglio, ma sui ministeri, con i Dem che chiedono in cambio un forte segno di discontinuità e l'assegnazione di ministeri di peso. Si parla di Minniti all'interno, Gentiloni agli esteri, oltre ad una vicepresidenza per Andrea Orlando. Lo abbiamo detto nei titoli, è stato rinviato l'incontro che era previsto questa mattina alle 11 tra Di Maio e Zingaretti. Intanto alle 16 inizia il secondo e pare definitivo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica. Ieri sera intanto nel corso di 20:10 sono arrivate delle dichiarazioni forti, importanti da parte del leghista da Re e del consigliere democratico Zanoni. Il vero accordo sottostante la possibile alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle è sui territori, hanno detto, e poi hanno aggiunto se nasce il governo giallo-rosso saranno alleati anche alle regionali. Questa esperienza, se partirà, perché è tutto da vedere, potrebbe giovare anche per il prossimo appuntamento elettorale, dove sappiamo che sicuramente andremo a votare, ovvero aprile del 2020, cioè le regionali, perché potrebbero esserci le basi per un'intesa, diciamo, del mondo delle rappresentanze politiche progressiste per andare in maniera unita a contrastare appunto la Lega, che ormai governa a mio avviso da troppi anni il Veneto. Penso che sulle regionali noi abbiamo già un candidato che si chiama Luca Zaia. Penso che ben venga l'accordo PD 5 Stelle contro Zaia, noi andremo... Cioè lei dice alle regionali potrebbero fare un accordo, questo intende? Ma secondo me lo fanno anche nelle regionali, ormai i 5 Stelle non possono più dire siamo il Giglio bianco immacolato. Sono un partito politico che si allea e si aggrega, che fa manovre di palazzo, lei dice, ho capito. E ha capito le regole del palazzo e soprattutto ha fatto una buona scorta di Bostic per le sedie dei propri parlamentari. La cronaca con una notizia giunta poco fa: la linea ferroviaria Verona-Venezia è interrotta a causa dell'investimento mortale di una persona da parte di un treno regionale in servizio tra i due capoluoghi. Lo rendono noto le Ferrovie dello Stato, che hanno spiegato che sono attualmente in corso le operazioni per l'affiancamento al binario attiguo di un secondo treno in partenza da San Bonifacio per il trasbordo dei passeggeri del regionale. L'investimento, la cui dinamica è ancora in corso di accertamenti, è avvenuto in un tratto
della linea tra Montebello Vicentino e Altavilla. Il regionale è stato costretto a fermarsi in piena linea e questo ha reso impossibile far scendere nell'immediatezza i passeggeri. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia Ferroviaria. Nel frattempo è stata chiesta la deviazione dei treni tra Verona e Padova via Bologna. Cadavere scoperto in un'abitazione del centro di Padova, era morto da una decina di giorni. Sono stati i vicini, preoccupati per il forte odore che usciva dall'appartamento, a dare l'allarme. Il cadavere di un cinquantenne è stato trovato in pieno centro storico, in una via laterale di Piazza della Frutta, ormai deceduto da una decina di giorni. L'uomo è stato trovato sul divano, forse colto da un malore. Sul posto sanitari del SUEM, vigili del fuoco e gli agenti della polizia scientifica per accertare le cause della morte. Molti curiosi che si sono radunati in strada, richiamati dal massiccio dispiegamento di forze dell'ordine e pompieri. Al volante, ubriaco e drogato, un cittadino albanese a Vicenza reagisce al controllo ferendo un agente della polizia locale. Ancora un cittadino straniero violento, questa volta si tratta di un 36enne albanese residente a Vicenza, alla guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di qualche sostanza stupefacente e per di più senza patente di guida, sospesa nel 2006 per mancanza di requisiti. L'albanese è finito ad Anconetta, quartiere cittadino, con l'auto contro un cancello di un'abitazione e alle richieste di spiegazione del proprietario e ad uno degli agenti della polizia locale, giunto sul posto, ha reagito con violenza, minacciandoli con il collo rotto di una bottiglia per poi cercare di fuggire, ma cadere poco più in là. Raggiunto dagli agenti ha cercato di liberarsi alla loro presa, ferendone uno ad una spalla e riportando una lesione guaribile in 7 giorni. Gli agenti, per calmarlo, sono stati costretti a sedarlo usando lo spray e il peperoncino. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica ed ebbrezza alcolica, guida senza patente perché revocata e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Furto a Oderzo in provincia di Treviso, i ladri fanno irruzione in un'abitazione e fuggono con 4 pistole. Un furto preoccupante quello messo a segno in una casa di Oderzo. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nell'abitazione di un artigiano 55enne in via Dalmazia ed ha portato via 4 pistole. Le armi, regolarmente detenute, si trovavano in un armadietto blindato. Probabilmente hanno atteso che l'uomo uscisse di casa e poi hanno agito. Hanno forzato una finestrella del bagno, hanno messo a soqquadro tutta l'abitazione. Poi in una delle stanze hanno trovato l'armadio, lo hanno forzato ed hanno prelevato le pistole. Si tratta di 3 Beretta ed una rivoltella Smith & Wesson con una decina di munizioni. Ad accorgersi del colpo, il proprietario, che tornando a casa la sera ha trovato l'armadio aperto. Immediatamente l'artigiano ha denunciato il furto ai carabinieri, che ora stanno indagando per capire cosa si nasconde dietro questo pericoloso furto. 20enne aggredito al parco Iris di Padova da una gang di bulli, caccia al 4º uomo, ci aggiorna in diretta Valentina Visentini. Buongiorno. Buongiorno da Padova e caccia il 4º uomo, un altro ragazzo componente della gang di bulli che venerdì sera al parco Iris ha aggredito, derubato e poi tentato di estorcere denaro ad un 20enne che stava attraversando a piedi la verde cittadina. Il giovane avrebbe le ore contate, i carabinieri sarebbero già molto vicini all'individuazione. A capo della banda che ha terrorizzato e picchiato un 20enne c'è un 24enne ecuadoregno conosciuto a Padova come il Loco, il Pazzo. È già stato arrestato insieme ad un coetaneo sudanese, denunciata anche una 16enne d'origine tunisina che insieme al gruppo ha preso parte all'aggressione. La gang prima ha preso a calcio il malcapitato, si è fatta consegnare il tablet che aveva con sé, poi la richiesta di denaro. La tecnica è quella nota come cavallo di ritorno, diventata tristemente famosa dopo l'episodio che a Roma è costato la vita al carabiniere Mario Cerciello Rega. Presentati con 50 euro sabato e se lo restituiamo, hanno intimato i ragazzi al giovane, che però ha denunciato tutto ai carabinieri. All'ora dell'appuntamento i militari si sono appostati all'interno del parco, riuscendo così ad arrestare 2 dei componenti della banda e a denunciare la ragazza. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentina, restiamo a Padova, andiamo in centro storico dove ieri si sono vissuti attimi di paura per il crollo di una porzione di sottotetto di un sottoportico. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.
Paura in centro storico a Padova lunedì sera per il crollo improvviso di una parte di controsoffitto di Arelle del sottoportico tra via Speron Speroni e riviera Albertino da Mussato. I calcinaci si sono sbriciolati, la polvere ha invaso la strada. Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno e quindi non ci sono feriti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area mentre gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi per accertare le cause del crollo. Colpo grosso al Golf Club di Cortina, sparito nel nulla un prestigioso orologio in oro bianco Patek Philippe del valore di 25.000 euro che un imprenditore romano aveva depositato nel proprio armadietto prima di giocare una partita a tennis. L'amara scoperta al termine dell'incontro con la denuncia immediata del furto ai carabinieri di Cortina. È probabile che le indagini avviate immediatamente possano essere agevolate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella rinomata struttura. Furto invece che non è andato a segno quello da parte di una 49enne che ha tentato di raggirare due anziane donne a Spresiano nel Trevigiano. Ha finto di essere una lontana parente delle anziane vittime per poterle derubare nelle loro abitazioni, ma i piani di una 49enne di Spresiano pregiudicata non sono andati come previsto e ieri pomeriggio i carabinieri l'hanno denunciata per tentato furto in abitazione. Lo scorso 22 agosto la 49enne era riuscita ad entrare nelle case delle due anziane facendo credere loro di essere una parente. Una volta conquistata la fiducia delle signore si era introdotta negli appartamenti, iniziando a girare tra le stanze rovistando nei cassetti, ma le padrone di casa non sono cadute nella trappola e insospettite dal comportamento della donna l'hanno seguita sorprendendola a rubare i loro effetti. A quel punto hanno messo in fuga la 49enne e hanno denunciato tutto ai carabinieri che si sono messi sulle tracce della ladra individuata poco dopo. La donna è risultata non essere nuova a questo tipo di comportamenti, già conosciuta dai militari di Spresiano che hanno provveduto a denunciarla dopo il formale riconoscimento da parte delle vittime. Un sit-in per chiedere verità a 2 anni dalla morte di Sissi Trovato Mazza, la guardia penitenziaria trovata senza vita all'ospedale civile di Venezia, colpita a morte da un proiettile in testa. Noi non ci rassegniamo e vogliamo la verità sulla morte della nostra collega penitenziaria Sissi Trovato Mazza. A sostenerlo è il segretario generale dell'SPP, il sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo, che annuncia una manifestazione giovedì alle 10 a Roma davanti alla sede del DAP. Noi siamo alla ricerca della verità, qualunque essa sia. L'amministrazione penitenziaria è sempre stata lontana da questa situazione. Questa ragazza era una servitrice dello Stato, non penso che meriti tutta questa disattenzione. Noi per il 29 mattina abbiamo organizzato con la famiglia questa manifestazione davanti al DAP perché a 1 anno dall'incontro avuto con il Ministro della Giustizia Bonafede non abbiamo avuto più nessuna notizia, nessun contatto da parte dell'amministrazione penitenziaria c'è stato con la famiglia, non dico con me del sindacato, ma quantomeno con la famiglia. Sono trascorsi oltre 2 anni da quando Sissi è stata ritrovata in ospedale a Venezia con una ferita alla testa. La famiglia ha sempre chiesto chiarezza, ma non è ancora accaduto nulla. Il PM aveva archiviato l'inchiesta sul tentato omicidio, rigettata dal GIP dopo l'opposizione della famiglia. Troppi i punti interrogativi su cui si vuole fare chiarezza. E saremo tutti quanti incatenati, compresi i familiari, per protestare in modo forte per questo disinteresse, e se questo non dovesse risultare utile noi saremo presto a Venezia, anche di fronte alla Procura della Repubblica di Venezia, per far sentire le nostre ragioni, perché a distanza di 2 anni dalla morte, più di 2 anni dalla morte di tutti, oggi non abbiamo nessun tipo di informazione e si nota un disinteresse quantomeno da parte dell'amministrazione penitenziaria. Io penso che la famiglia abbia diritto di sapere, qualunque sia la verità, ha diritto di saperlo. Noi saremo vicini alla famiglia fin quando questo non si verificherà. Voltiamo pagina, continua a tenere banco la questione dei medici specializzati sollevata dal governatore Zaia. Sulla questione interviene anche la CGIL.
Ha ragione quando dice che c'è un problema grave di carenza di personale medico, noi diciamo anche infermieristico. Serve intervenire, ma questo intervento secondo noi non è un intervento adeguato, perché cosa fa? Questo intervento mette 500 possibili nuovi medici nei pronti soccorsi o nelle geriatrie a gestire casi complessi senza l'adeguata formazione. La CGIL si dice d'accordo con le dichiarazioni del presidente Zaia sulla questione dei medici specializzati, che nelle ultime settimane ha scatenato non poche polemiche, ma ribadisce Giordano è la forma ad essere sbagliata. Quello che noi volevamo cos'era? Era sì investire risorse, ma investirle per far entrare più medici specializzanti e quindi avere gli specializzanti in tutto il territorio regionale, non solo nelle aziende ospedaliere, per fare in modo che lavorassero anche a Treviso, a Vicenza, a Rovigo, anche negli ospedali periferici, e costruire per loro un percorso di formazione vero. Qui si rischia invece di mandare né laureati né pronti soccorsi, che come sappiamo sono oggi sovraffollati e gestiscono casi gravissimi, in una situazione senza formazione e senza prospettive. Non è chiaro chi avrà la responsabilità poi della gestione di questi casi, se ce l'avranno questi medici o i medici strutturati già presenti nelle strutture, perché secondo noi è bene che la Regione rifletta sull'allarme che giustamente ha lanciato e costruisca un confronto per fare in modo che si possano fare assunzioni con l'adeguata formazione e per garantire una salute di qualità a tutti i cittadini veneti. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare della segnalazione fatta sui social da un cittadino di Treviso che ha denunciato la presenza di barriere architettoniche nel parco più bello di Treviso, Villa Manfrin. Sentiamo che cosa è accaduto. È il parco più bello di Treviso, quello di Villa Manfrin, che rischia però di essere inaccessibile per le persone con disabilità in carrozzina per colpa di questi 3 gradini. A mettere in evidenza il problema Andrea Girotto, che vive a 2 passi da qui e che qualche giorno fa ha dovuto aiutare alcune persone in sedia a rotelle ad accedere al parco. Era una comitiva di disabili, tra l'altro, che ovviamente i commenti che ho sentito erano per il punto che vergogna, insomma. Per fare quel gradino con la persona sopra disabile, non potendo farla scendere, bisogna sollevarla quasi di peso, insomma. Girotto ha voluto raccontare quanto accaduto con una foto sulla pagina Facebook della Bella Treviso, specificando che è un problema che va avanti da anni e che lui personalmente si trova ad affrontare molto spesso. Io ho un bambino di 7 mesi, 8 mesi quasi, e ogni volta che passo per il parco, perché dico lì vicino, passo volentieri per il parco, ma devo fare sempre quegli scalini. Eppure proprio a ridosso dei gradini esiste già una rampa che potrebbe essere facilmente utilizzata da sedie a rotelle e passeggini. La rampa è chiusa da una catena e da un porta biciclette, che non ho mai capito perché questa cosa, perché la rampa c'è. Nessuna polemica, sottolinea Andrea Girotto, solo un appello perché questa barriera architettonica venga presto eliminata. Che intervengano subito, perché si fa secondo me a costo zero e senza spendere un euro. Quindi o liberano la rampa che già c'è, oppure fanno delle piccole rampe per raccordare quei 2 gradini. È una cosa talmente banale che non ho capito perché non l'abbiamo ancora fatta dopo tanti anni. 76esima edizione della Mostra del Cinema al Lido di Venezia. Se ci colleghiamo con Lorenzo Maier per sapere come sta andando questa vigilia. Buongiorno Lorenzo. Sì, buongiorno dal Lido di Venezia. Dunque oggi è il giorno della grande vigilia e ormai ci siamo per l'apertura della 76esima Mostra internazionale d'arte cinematografica che prenderà il via domani sera, ma già questa sera alle 21 il primo appuntamento di rilievo e sarà il primo seno nudo della Mostra del Cinema, il film proiettato nel 1934, oggi il protagonista della serata di preapertura che ormai da qualche anno la Biennale di Venezia vuole dedicare ai veneziani e ai lidensi che avranno accesso alla proiezione gratuitamente, proprio come segno di benvenuto della mostra che vuole sentirsi parte del territorio. Il film verrà proiettato dopo un meraviglioso restauro in 4K e come detto questo fu il film scandalo della mostra del 1934 perché esibì il primo seno nudo di Eddie Lamar della storia del cinema. Per il resto qui tutto è tranquillo, sono iniziati i controlli e nella cittadella del cinema fermano i lavori ormai alle ultime battute
per la grande apertura di domani sera. Da Lido di Venezia per il momento è tutto, la linea allo studio. Buon lavoro Lorenzo Maier, una scoperta sensazionale che arriva dall'Università di Padova e apre nuove frontiere per ridurre i danni da ictus e infarto. Una porta molecolare che apre nuove strade alla farmacologia per la cura delle malattie cardiovascolari. La sensazionale scoperta, tutta padovana, è stata pubblicata dalla rivista Nature, tra le più illustri in campo scientifico. La ricerca, condotta da un team dell'Università di Padova, è durata 7 anni ed è stata coordinata anche dal rettore Rosario Rizzuto, che nonostante il suo ruolo ai vertici dell'Ateneo non ha mai abbandonato la ricerca sul campo. Era una molecola che era stata immaginata, discussa, ci sono centinaia e centinaia di articoli che discutevano la possibile esistenza di questa molecola. Noi non solo l'abbiamo identificata, quindi questa molecola esiste, abbiamo dimostrato che effettivamente è la molecola che protegge il cuore in condizioni di ischemia, e avere a disposizione questa molecola apre la possibilità di una farmacologia mirata. La scoperta del team padovano riguarda un importante canale, quello del potassio, che è in grado di gonfiare i mitocondri, la parte più importante delle cellule, quella che produce energia. Sono due ioni abbastanza simili, ma in realtà svolgono un ruolo totalmente diverso. Quello che fa il calcio porta un segnale e fa in modo che alcuni meccanismi funzionino più o meno velocemente. Quello che fa il potassio invece è quello di far entrare acqua all'interno dei mitocondri, farli gonfiare e renderli più efficienti a lavorare in generale. Quindi il calcio è molto più specifico, il potassio è un po' più generale. La scoperta è stata fatta mentre si stava studiando un canale opposto, quello del calcio, poi è arrivata l'intuizione, da qui si è capito come il potassio sia coinvolto nella protezione della cellula in caso di un danno ischemico. Traducendo in termini più semplici, la cellula diventa meno vulnerabile e meno esposta ad un danno provocato da infarto o ictus. Alla luce di questi risultati straordinari si aprono nuove prospettive di cura. Ora la parola passa alla farmacologia, che dovrà mettere a punto nei prossimi anni una molecola che interverrà in caso di infarto e alle prime avvisaglie di questa patologia. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, l'evoluzione della crisi di governo dopo le consultazioni saranno al centro della puntata e ne discuteremo insieme a Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle e ad Emanuele Crosato di Forza Italia. Adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Benvenuti al Meteo. La previsione di martedì 27 agosto ci dice che la pressione sarà in aumento sul nostro territorio e dunque ci attende una bella giornata. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole, protagonista della giornata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non è da escludersi, tuttavia, che si possano verificare isolati piovaschi al pomeriggio sulle aree montuose. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime comprese invece tra 28 e 31 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque, ma anche qui dal pomeriggio potremo avere qualche temporale localizzato prevalentemente sulle Alpi. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 31 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà stabile ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo per isolati acquazzoni localizzati in questo caso sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime tra 33 e 34 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.